Ciao amici, siamo qui a commentare gli scenari dell'andamento del mercato immobiliare post crisi, diciamo, del coronavirus. Ok, scusate l'abbigliamento casalingo, ma siamo al 24 di aprile, quindi siamo ancora rinchiusi in casa. Sono tantissimi adesso gli articoli che stanno uscendo nei giornali, soprattutto a commento dell'osservatorio immobiliare che ha proposto Nomisma di recente, con due scenari probabili sull'andamento del prossimo triennio del mercato immobiliare. Uno è uno scenario soft e uno scenario hard, ovvero uno diciamo leggermente peggiorativo e uno discretamente peggiorativo. Nel primo scenario, quello soft, si parla di una decrescita del numero di compravendite pari a circa 50.000 compravendite per il 2020 e così di seguito per le annualità successive alla perdita di circa 150-180 compravendite, 180.000 compravendite nel triennio, quindi con una perdita a livello di prezzo, si parla di statistica nazionale ovviamente, dell'1,5% per anno e quindi un possibile abbassamento dei prezzi nell'ordine del 4-5% nel triennio. Lo scenario hard invece è un po' più pesante, valuta la perdita di circa 100.000 compravendite per quest'anno e nel triennio una perdita di circa 400.000 compravendite, ovvero si va quasi a perdere un'annualità nel triennio. In questo caso la perdita a livello di prezzi circa un 4% annuo e quindi circa il 10-12% nel triennio. Molte sono le campane a morto che si sentono in questo periodo, però per quanto mi riguarda non bisogna dar retta a queste Cassandre, insomma, a chi dà il mercato immobiliare per spacciato. Prima di tutto perché dobbiamo controllare intanto la composizione di quella che è la domanda. La domanda è molto frizzante in questo momento ed è dovuta al 75%, parliamo di residenziale, il 75% delle persone che stanno cercando casa vogliono comprare la prima casa o cambiare la prima casa, quindi migliorare la qualità abitativa. Di queste, il 60% sono coloro che vogliono cambiare casa, quindi comprare una casa più grande, più attinente alle proprie esigenze, quindi uno spazio esterno, una camera in più, diminuire gli spazi invece, razionalizzare gli spazi, avere una casa con maggiori prestazioni energetiche, insomma una casa più centrale, oppure una casa insomma, con giardino. Insomma, stanno lì a controllare per migliorare la loro qualità abitativa. Il 25% invece della domanda è composta da persone che stanno facendo un investimento o per mettere in locazione l'immobile o per cercare semplicemente una seconda casa a fini turistici. Quindi la composizione della domanda fa sì che le persone che vogliono migliorare la loro qualità abitativa in un mercato che scende, ok, di prezzo, non fanno altro che mettere in vendita la loro casa a un prezzo più basso e acquistare la nuova casa a un prezzo più basso. Quindi per loro diciamo che non cambia niente. La parte di persone che invece vanno a cercare la prima casa, non hanno mai posseduto un immobile, potrebbero subire un'uscita dal mercato se le loro condizioni di lavoro non sono solide. E allora a quel punto questa parte di compravendita potrebbe essere diciamo bruciata o rallentata. In ogni caso si andrà alla ricerca di un immobile con un prezzo più basso, sto parlando anche delle persone che cercano per la prima volta un immobile, comunque con tassi di interesse molto bassi. In quel caso la maggior parte delle volte si assiste comunque sia a un intervento della famiglia per sopperire a quello che sono le carenze di liquidità. Si sa che in Italia comunque sia la famiglia è importantissima, interviene sempre
e quindi solo una piccola parte di queste compravendite salterà in effetti per questo tipo di problemi. C'è da dire anche che chi cerca un investimento per mettere a reddito troverà situazioni più favorevoli a livello di prezzo, e la maggior parte delle persone che comprano per mettere a reddito comprano in contanti. Tutte le persone che compreranno in contanti si potranno giovare di un possibile abbassamento dei prezzi. Le persone che invece cercano per turistico, ovviamente, come la loro seconda casa per turistico, anche loro si avvantaggeranno di un abbassamento dei prezzi, e probabilmente non cambieranno la loro idea, anche perché gran parte degli investimenti turistici sono fatti da persone che acquistano in contanti, e quindi anche quella fascia di mercato non mancherà. Probabilmente si avrà sicuramente quest'anno un rallentamento delle compravendite, anche perché questi 2 mesi la maggior parte degli atti sono stati o spostati o cancellati, quindi fisiologicamente quella parte di mercato, diciamo, verrà rimandata, quella parte di compravendite verrà rimandata, e qualcuna ovviamente sta nel gioco, potrà anche saltare, perché molte persone che avevano magari anche adocchiato un immobile che sembrava per quel momento accontentare, ok, sia a livello di qualità che a livello di prezzo, le proprie esigenze, probabilmente trovandosi uno stock immobiliare nuovo oppure ribassato a livello di prezzo, allora a quel punto valuteranno di aspettare un po' di più per cercare di comprare meglio. Quali sono gli immobili che invece non soffriranno nessuna crisi? Sono gli immobili prestigiosi di taglio superiore, nelle città maggiormente vivaci, quindi nelle città maggiormente ricercate, dove ovviamente l'offerta non copre mai la domanda. Allora a quel punto, quindi le solite città, Milano, Roma, Firenze, Bologna, le città d'arte, Venezia, dove ovviamente anche la componente di investitori stranieri è molto presente, e quindi spesse volte determinati investimenti si fanno proprio col criterio di voglio quel pezzo, lo voglio lì, e non si calano nel mercato normale, dove le persone hanno un budget molto limitato per comprare una casa, che poi sia in una via o in un'altra, in un contesto o in un altro, non è che cambia tanto, ovvero persone con piccolo budget che sono costrette a comprare quel che passa, diciamo, il convento. E allora a quel punto gli immobili che invece soffriranno maggiormente questo momento di peggioramento delle condizioni di mercato saranno gli immobili con difetti oggettivi, quindi le persone non saranno più disposte a spendere determinate cifre per immobili rovinati, con una distribuzione degli ambienti non ottimale, immobili in contesti degradati, immobili eccessivamente periferici senza servizi, immobili con scarse prestazioni energetiche, immobili sottoilluminati, insomma gli immobili che bene o male adesso stavano riemergendo e venivano assorbiti dal mercato da persone con un potere di acquisto abbastanza basso. Allora le persone anche con un potere d'acquisto basso cercheranno di salire di livello, oppure semplicemente verranno cacciate via dal mercato perché magari non riusciranno a prendere un mutuo. Quindi la questione è valutare se le case che noi stavamo guardando per il nostro investimento sono realmente rispondenti alle nostre caratteristiche di bisogno, e quindi fare questo investimento. Non vedo scenari invece apocalittici come quelli che prefigurano certi analisti, ovvero crolli di prezzo nel breve periodo del 15-20%. Non ci sono i presupposti, va visto la reazione delle banche, va visto la reazione del mercato del lavoro, la reazione dei governi per questa che è una crisi globale, e non va a incidere per il momento sul sistema bancario. È una crisi specialmente
dovuta a una mancanza di aperture e quindi a una chiusura forzata. C'è da vedere se gli acquisti che erano in essere o erano in programma sono acquisti importanti e quindi non vanno procrastinati, o erano semplicemente un avvicinamento a un mercato che garantiva accesso al credito e un prezzo discreto degli immobili e quindi portava le persone a ributtarsi sul mercato immobiliare. Vediamo un pochino come si evolve la situazione nei prossimi giorni e cerchiamo di fare magari il punto più sul mercato locale, per quanto riguarda la Sardegna e Cagliari e la provincia di Cagliari, sia per quanto riguarda il residenziale che per quanto riguarda il turistico. E per il commerciale faremo un approfondimento ancora ulteriore, perché si tratta di andare a vedere nello specifico quali immobili acquistare in questo periodo, quali possono garantire una rendita maggiore nel caso di un investimento e quali sono invece gli immobili che il mercato assorbe più velocemente per quanto riguarda il residenziale. Ciao ragazzi.